Giuseppe Tagliapietra, portiere del Breganze, protagonista, un'altra buona prestazione che non ha portato però a muovere la classifica. Sì, buonasera a tutti, una partita che abbiamo giocato come tutte le altre, dall'inizio cercando di mettere tutti noi stessi in campo, cercando di non dimostrare ma di essere all'altezza della situazione, del salto di categoria. Non stanno arrivando i punti al momento, però quello che importa è che noi non ci stiamo scoraggiando come squadra, siamo sempre uniti, diamo sempre il massimo in allenamento durante la settimana, cerchiamo in ogni modo di disturbare qualsiasi squadra perché sì è vero dobbiamo salvarci, però alla fine la pallina è tonda, la pista è rettangolare e possiamo vincere anche tutte le partite volendo. L'importante è continuare a crescere e migliorare, fare come stiamo facendo che prima o poi avremo delle soddisfazioni. Ecco, se non la più giovane, una delle squadre più giovani della Serie 1. Ve l'aspettavate così la Serie 1? Sì, siamo una delle squadre più giovani e il nostro gruppo è da tanti anni che è assieme, abbiamo degli elementi più anziani, tra virgolette, come Bomba, come Paste, che però si sono integrati nel nostro gruppo da subito, siamo una squadra forte, tutti uniti, facciamo tutto assieme e per il salto di categoria in realtà sì, si nota, la Serie 1 è 2-3 gradini sopra sicuramente rispetto alla Serie 2. L'anno scorso in Serie 2 abbiamo praticamente non dominato, però abbiamo vinto quasi tutte le partite e diciamo che arrivare in Serie 1 e avere già 3 sconfitte è il suo colpo nello stomaco, però sapevamo che andavamo incontro a questa cosa. Noi cercheremo di fare tutto il possibile per arrivare in cima, arrivare in fondo, salvarci anche senza il play-out e dimostrare che la società che crede in noi, che i giovani sono le persone su cui puntare e daremo il massimo fino alla fine per portare i punti a casa e salvarci.